Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Commendone Veneziano. Allora, prima di cominciare volevo spiegare una cosa, visto che ho letto dei commenti sul fatto che il Leeds è troppo forte, troppi aiuti, troppe cose. Volevo spiegare un attimo perché non è completamente vero, nel senso sì, ora ci sono stati degli aiuti, ma questo solo per ragioni di YouTube, nel senso per rendere la serie un po' più dinamica. Allora, quello che ho fatto è stato molto semplice, a parte il budget iniziale e i tre acquisti iniziali, che però alla fine sono stati comunque tre giocatori, sicuramente non tre fenomeni. Poi ragazzi siamo andati avanti abbastanza con le nostre forze e che sono arrivate delle belle vittorie. Poi c'è stato anche il cambio di proprietà con i svizzeri che hanno preso le redini del Leeds e hanno portato tantissimi soldi, questo è stato anche un colpo di fortuna, nella vita anche ci vuole, ma io a parte quest'anno, che comunque ho preso Royce, che è la stella, ma ripeto, ho pagato con i soldi delle vittorie delle coppe e del presidente, che è arrivato il presidente svizzero. Ho preso tantissimi giovani, che può essere Doria, Ocampos, Boga, quindi insomma ragazzi, Grimaldo, poi ho preso Werner, cioè non mi sembra di aver preso fenomeni incredibili, soprattutto i primi 2 anni. Dopo chiaramente ci è arrivato Courtois e Royce, ma perché? Perché ripeto, è cambiata la proprietà, anche De Bruyne, che sono comunque giocatori giovani del secondo anno, lo sapete meglio di me, che tanti giocatori si svalutano tantissimo. Quindi ecco, questo è il punto. Dopo che ho azzeccato quasi tutti gli acquisti, è vero, questo sicuramente sì, perché anche Boga sta facendo strage. Poi sul fatto dell'allenatore, chiaramente è stata una mia scelta, quella io potevo assolutamente prendere un allenatore in seconda, bravo, però ho preferito Sheva perché lo sapete che è il mio idolo, se poi l'ho migliorato un po', sicuramente ragazzi non è per quello che si vincono le partite. C'è stato sia un aiuto e l'aiuto ho scelto di fare sta cosa perché comunque su YouTube non posso fare, non ho il tempo di fare i campionati senza né un aiuto di budget né un aiuto di giocatori, perché chiaramente ragazzi, se no ci metto 20 anni a fare una stagione e, e poi basta, però ecco, tutto il resto insomma era azzeccato gli acquisti e avrò avuto la fortuna del cambio di presidenza, ecco. Però comunque non è che stiamo dominando, è vero che abbiamo vinto. È vero che abbiamo vinto tutte le coppe nazionali, però in campionato siamo comunque a combattere con le big, in Champions League è vero che abbiamo fatto due bei risultati, ma calma, cioè secondo me noto che quando si perde tanto, ecco, pippe, non si sa giocare così, quando si vince troppo è tutto buggato, è tutto di fortuna, è tutto di così. Secondo me ci vuole un po' più di equilibrio ragazzi, ecco, tutto qua. Questa chiaramente non è una critica, ma semplicemente che ho spiegato le cose, perché ripeto, sto cercando anche di impegnarmi, non è facile. E adesso chiaramente poi non ci sono più budget, io l'avevo spiegato questo nel primo video della cosa, è stato l'inizio che avevo dato la spinta iniziale con i soldini e con i tre giocatori, e poi però ragazzi, vincendo partite, vincendo campionati, e, tenendo gli ingaggi bassi, accumuli soldini e puoi comprarne altri. Va buon raga, andiamo adesso, siamo contro l'Aston Villa, la squadra è strafelice, tutti lì con il morale perfetto. Siamo all'Ellen Road dell'Aston Villa, è ultima classifica, questi devono essere 3 punti importantissimi ragazzi, eh. Vai Fiori. Perfetto. E comunque anche i consigli, io per esempio non li seguo mai i consigli degli allenatori in seconda, perché secondo me sono cazzate astronomiche, cioè l'unica cosa importante è che magari ti dà ti danno i giudizi sulle squadre, quali sono i punti forti, i punti deboli, ma i commenti in tempo reale tipo sposta di qua, fai di là, proprio non li seguo quasi mai perché secondo me sono abbastanza così, insomma, non sono del tutto efficaci. Boh. Leeds United, Aston Villa, Ellen Road, si parte. Dopo c'è la Capital One con lo Stoke, ma quella non la registriamo perché insomma dovrei passare teoricamente, mamma mia! Ecco poi ragazzi, la cosa importante sono stati i preparatori e gli osservatori, che quelli ti portano anche a comprare giocatori nuovi. I preparatori fanno allenare bene i giocatori, per esempio i vari De Bruyne, Campos sono saliti tantissimo in 2 o 3 anni, Timo Werner, perché? Perché i preparatori sono fondamentali, cioè queste sono le cose da fare, cioè dopo se ti metti qualche soldino in più o migliori l'allenatore in seconda, beh, anche per divertirsi un po', cioè fioi, non prendiamoci troppo sul serio, dai.
38esimo ragazzi, 0-0, ancora 0-0 purtroppo. Questo è il grande limite di sto Leeds. Ecco De Bruyne infortunato, molto bene. Aggressivo. Non sono per niente felice. Royce è anche messo non benissimo. Intanto De Bruyne fuori. E dentro Ladley. E mettiamo il piccolo Boga per Royce. Ma veramente primo tempo indecente. Dai, Fiori sveglia però, che siamo contro gli ultimi classifiche in casa. Cioè ragazzi, ma si devono le fade o no? Collison. Cozza, Coccio, Ocio. Eccolo là. Gol dell'Aston Villa, pazzesco. Fuori gioco, mamma mia che bava. Mamma mia che cool, mamma mia che cool. Mamma che disastro sta partita, che disastro. Attenzione, Pablo Hernandez, c'è il gol, palo. Ragazzi siamo no fortunati di più. Ma un Leeds disastroso quest'oggi in casa con l'Aston Villa che ripeto è ultimo in classifica. Dai fioi, dai ragazzi, dai. Ocampos, tira, babba che traversa di Boga. Che traversa di Boga. Non ho parole. Mettiamo un po' l'audio. Ah, Dio santo. Tattiche. Mettiamo il Goxa. Perfetto. Dai, anche l'Adli si è fatto male, ma porca di quella porca però. Dai raga, erroraccio ancora. Altri 2 punti buttati via, evviva! Evviva! Dai Beck, ti prego adesso Boga! Rigore! E che cazzo, calcio di rigore! Dai rigore! Adesso deve entrare però. Ti prego Lucas, ti prego Lucas. Gol di Ocampos all'82esimo! All'82esimo 1-0, ma che fatica ragazzi! Che fatica! '89esimo. Ocio ragazzi, Ocio no adesso, bravo Courtois. E si va a vincere 1-0 di rigore, che cool, fioi, mamma mia. Giocato malissimo però, veramente giocato male, è andata proprio bene. Calcio di rigore di Ocampo, siamo primi in classifica e si gode. Ragazzi, formazione confermatissima allo City of Manchester Stadium. Vediamo un po', teniamo sempre Jorginho, lasciamo in panca, no, Ben Nobel, 85, sì, dai, 85% ancora messo male. La squadra ancora c'è, questa è chiaramente una partita importantissima, però il City è una grande squadra, Insigne, Draxler, Aguero, Ramsey, compagnia, che sbaglio, comprare tutti a comprare. Ok, sono importante portare a casa il risultato. No, stiamo su contropiede al City of Manchester, vediamo. Squadra molto dura il Manchester. Andiamo. Davide Silva in panchina hanno. Che pazzi. Siamo al 16esimo ancora, nessuna azione. 25esimo, primo tempo sta volando purtroppo. Beck, De Bruyne, Beck, Werner, Jorginho, De Bruyne, Strootman, Jorginho, Beck, Ocampos, mettila in mezzo. De Bruyne sbaglia, recupera Draxler ma sbaglia anche il City. Strootman, Werner, Strootman, Jorginho. Fa girare palla a Leeds, De Bruyne, Ocampos, Hart para. Ma grande Leeds, dai, Lucas.
Insigne. Zabaleta, Company, Ramsey, Aguero, Ramsey, Aguero, Company, Edin Dzeko, recupera Campos, ma ancora 0-0 ragazzi. Da 9, 40, 41, il primo tempo è andato ormai. Primo tempo un po' così purtroppo, però possiamo portare a casa la vittoria ragazzi, crediamoci. Strootman, Doria, Strootman, Jorginho. Non riusciamo a trovare il gol. Adesso proviamo a fare qualche cambio. Jorginho, Strootman, dopo questa azione cambi. Les, Young Ambigua, Royce, Young Ambigua, Strootman, Les, Courtois. Niente da fare, non va. La mettiamo El Goxa per De Bruyne. Vai. Diciamo che non è molto forte. Ok, poi mettiamo Boga per Ocampos. E qua mettiamo Ladley per Jorginho. Cambiamo tutto, rivoluzioniamo la squadra perché proprio non ci siamo. Hart. L'invio lunghissimo di Hart, Lise recupera. Ocampos, ma risegniamo, sarebbe una beffa, cazzo. Eccolo là, gol, incredibile Werner, 1-0 Leeds, Timo Werner, grandissimo gol. Grande piccolo Timo. Adesso però siamo molto sbilanciati. Speriamo bene ragazzi. Il Man City sembra stanco però, Grande Werner, gollazzo di Timo. Hart. 74esimo in contropiede con le big, comunque giochiamo molto meglio. Company. Aguero. Dzeko. Ai, gol di Draxler, bellissimo. Punisce subito Draxler, 1-1. Se non cambiavo la formazione così era vinta secondo me. Porca puttana. Young Ambigua è infortunato ma non posso più fare cambi. Ma porca, a sto punto era meglio segnare. Vabbè, lasciamo perdere che mi girano i maroni. 1-1. Sarebbe bello il gol alla fine, viene giù tutto. Niente. City o Manchester, 1-1 tra City e Leeds, buttata un po' via. Fatti 3 cambi troppo velocemente, proprio mentre c'era il gol di Timo Werner, vabbè. Non ho niente da dire. Cagare, vabbè. Siamo 2 punti, però deve ancora giocare l'Arsenal. Ragazzi, ultima partita del video, PSG Leeds al Parco dei Principi. Ho fatto un diverso turnover perché i giocatori sono abbastanza stanchi. Il Goxa in attacco, Tarabt Boga e le 2 ali, Strootman, De Bruyne, Ladley, Grimaldo, Les, Doria, Bryan e Courtois. Speriamo bene, speriamo di continuare la tradizione in Champions, che stiamo andando benissimo, con 7 punti in 3 partite. Ragazzi, guardate però, il PSG è uno squadrone, lo sappiamo, abbiamo vinto in maniera incredibile in casa, ma il ritorno, insomma, in Francia non sarà semplice, Energico, buona fortuna ragazzi, contropiede che abbiamo visto con le big funziona, comunque andiamo bene. Dai ragazzi, Parc dei Principi. Gol del Barça, intanto Neymar dopo 2 minuti il Barcellona vuole riscattarsi dopo prestazioni veramente scandalose nelle prime 3 partite. Va benissimo anche lo 0-0, Courtois, rinvio. Attenzione al Goxa! Boga!
Brian, che cazzo è? Che l'ho messo pochissimo in questi ultimi anni. Grimaldo, di testa il Goxa, mamma mia. Questi sbarbatissimi, ragazzi. Solo il Comendone può mettere sbarbati del genere. De Bruyne, peccato. Il primo tempo se ne sta andando intanto. Attenzione, Cavani, Eriksen, Taider, vede Volland se ne va, attenzione, Volland se ne va e c'è il gol. Gol del Paris Saint-Germain, autogol di Grimaldo, proprio lui. Troppo Yagambiwa infortunato, Grimaldo forse paga la tensione, 1-0 per il PSG. De Bruyne. Il Goxa Tarap, ma no, Tarap, stiamo giocando bene, ma siamo in svantaggio, pazzesco, Tarap. Attenzione, Gregory Vanderville se ne va. Nani, bravo Grimaldo qua. Non meritiamo di perdere per un autogol beffardo. Finisce il primo tempo, 2-0 intanto nel Barça. Siete stati sfortunati, infatti tutti sono contenti perché hanno capito che è così. Dai ragazzi, seconda frazione. Purtroppo ho dovuto fare anche tanto turnover in una partita così delicata, però il campionato è l'obiettivo principale perché so che in Champions comunque posso magari passare miracolosamente il primo turno, ma non ho chance di vincere. Dai fioi, dai, Nani per Eriksen, ai, Taider, Volland, 2-0. Kevin Volland porta sul 2-0 la partita. Royce per il Goxa e Ocampos per Taarabt. Proviamole tutte. Diventiamo offensivi e tentiamo una rimonta, ma la vedo molto dura. Tanto stiamo a 2-1, sarebbe importante il 2-2. Attenzione, rigore, gol! No, Strootman, ma che cazzo di tiro è, Kevinone, porca di quella porca. Taider. Ai, Cavani, Edinson Cavani. Volland, bravo Courtois. Dai, ma nel gol del Steaua che morirà tanto. Niente, questa partita è andata, è fuori casa, in Champions non siamo ancora in grado di fare la partita, anche se non abbiamo giocato male. Bravo Strootman, Ladley, Doria, De Bruyne, Royce, vede Boga, vai Boga, ma a cagare però. Quante ce ne siamo mangiate ragazzi, mamma mia. Matuidi, Khedira, Edinson Cavani. Finisce qua ragazzi, PSG 2, Leeds 0. Peccato ragazzi, questa dimostrazione che la squadra non è poi così buggata ragazzi. Purtroppo con le big facciamo ancora tanta fatica. Siamo ancora primi per fortuna, ma adesso Barcellona e PSG sono veramente vicini. Raga, un saluto da Kumendo Veneziano. Kumenda Veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda Veneziano, lo youtubers italiano.